Io comincerei questa intervista dicendo benvenuti nel mondo del benessere, benvenuti nel mondo di Bodyfly. Io sono con Gennaro Setola, che è l'ideatore di questa disciplina di fitness, e un po' fa venire in mente qualcosa come il volare, Bodyfly. Come nasce questa esperienza? In primis all'interno di questo Rimini Wellness, all'interno di questo mondo del fitness, e come si arriva al Bodyfly dall'amore per il benessere del proprio corpo. Sì, i tempi sono cambiati, diciamo, anche dello stesso approccio verso la ginnastica, verso il fitness, che oggi io aggiungerei un aggettivo molto importante che è codificato, quindi possiamo dirlo: fitness olistico. Bodyfly nasce proprio in questo ambito dove il corpo e la mente hanno una dimostrazione diretta del loro vero legame. Quindi durante il movimento esiste un sodalizio forte, un'energia unica, un'armonia che nel Bodyfly viene espressa dal corpo attraverso l'utilizzo del respiro e della consapevolezza. Cosa significa utilizzare il corpo con energia e renderlo arte? Corpo, energia, arte. Nel Bodyfly il corpo è l'attrezzo di lavoro, l'unico attrezzo di lavoro col quale si seguono i percorsi sequenziali che la stessa disciplina, che prende spunto dai 5 elementi della medicina tradizionale cinese, porta a disposizione di tutti i partecipanti. Energia, perché siamo fatti di energia, e l'energia talvolta parla più della parola, riesce ad esprimersi meglio sicuramente attraverso il movimento, e soprattutto l'arte, perché in ogni espressione corporea, se andiamo a vedere l'eleganza, l'armonia e soprattutto la consapevolezza del movimento, esiste l'arte. Nel Bodyfly queste tre forti espressioni vengono integrate e coniugate. Obiettivi del Bodyfly per chi, diciamo, comincia a praticare questa tipologia di disciplina di fitness. Bodyfly nasce come disciplina posturale, quindi anche energetica ovviamente, e di movimento, per cui tutto viene impostato attraverso l'applicazione di tecniche di postura volte alla coniugazione del movimento insieme al respiro, e ovviamente ad un lavoro che vada a liberare proprio il corpo e avere quella sensazione forte di sentirsi leggeri. Ecco perché il Bodyfly, la leggerezza. Allineamento posturale, quindi rieducazione posturale di per sé, nei vari protocolli di allenamento che teniamo, ma tonificazione, ovviamente una tonificazione finalizzata ad una gestione corporea, e ancora di più la consapevolezza del corpo, perché adoperiamo il corpo e come lo adoperiamo nell'ambito spazio-temporale, e dulcis in fundo il respiro, che per noi è la chiave di successo di tutta la disciplina, perché senza respirare ovvio diventerebbe molto difficile poter gestire il movimento. L'applicazione di piccoli attrezzi vanno ulteriormente ad amplificare i benefici stessi della disciplina, per cui il flyboard, che è un attrezzo molto semplice, una tavola in legno ricurva presentata da me tra l'altro a marzo all'SA Convention a New York, è un successone, perché andiamo ulteriormente a migliorare l'equilibrazione statica dinamica e ancora di più la percezione corporea. Ecco perché adoperiamo anche il bambù per i protocolli posturali, adoperiamo anche il fitball per i protocolli di tonificazione sinergica, e un circuito che d'altronde dà massimo per tutti i centri che vogliono avvicinarsi al concept Bodyfly. Il Bodyfly nasce prima di tante attività olistiche. Oggi conosciamo il Pilates, lo yoga è millenario, per carità, però proprio questa tendenza forte verso l'olismo, questa tendenza verso lo slow, il movimento lento e consapevole, io direi che il Bodyfly si colloca come vero e proprio trade union tra le attività che oggi cavalcano l'ambito olistico, quali il Pilates, ovviamente lo yoga e così via, e chi
e vuole un ascolto profondo di sé, oltre che corporeo. Per cui direi noi ci siamo e vi aspettiamo tutti. Bodyfly.com